Buonasera, sono Francesco Russo, sono il presidente dell'Associazione Regionale Cavallo Siciliano. Stiamo lavorando, stiamo cercando di dar lustro a questa popolazione, confermando quello che ha detto il professore Zumo dall'Istituto Tecnico Sperimentale per la Sicilia. Sento intanto il bisogno di fare un ringraziamento particolare alle istituzioni che ci hanno sostenuto, e quindi Istituto Zootecnico, Istituto di Incremento Ippico di Catania, Associazione Allevatori, che hanno sempre raccolto la nostra richiesta e il nostro impegno nel salvaguardare questo animale che altrimenti rischia l'estinzione. Ci stiamo lavorando su, lo abbiamo provato nelle diverse discipline, quindi nel cross country, negli attacchi, abbiamo potuto constatare che è un animale che sicuramente ha delle caratteristiche interessantissime nella versatilità e nella disponibilità. L'abbiamo usato in diversi progetti che abbiamo fatto con la provincia per l'ipoterapia e abbiamo scoperto che è un animale di una docilità infinita. A parte con le sue antichissime origini, l'abbiamo ricercato perché storicamente è un cavallo che veniva allevato nelle 42 città demaniali che la Sicilia aveva, e abbiamo riscoperto che in queste zone impervie della Sicilia, dove la colonizzazione e quindi anche l'apporto di altre sangue, di altre razze non c'è stato, lo abbiamo trovato quasi, pensiamo, in modo quasi integro. Un compiacimento va fatto al dottore Girgenti, perché quello che abbiamo visto in questa Fiera Verona è stato eccellente, eccezionale. Abbiamo visto la Sicilia tutta assieme, abbiamo visto splendidi San Fratellani, meravigliosi Purosanghi orientali. Riteniamo che l'energia che la Sicilia deve avere e deve portare avanti sta nella coesione, nella sinergia delle associazioni e delle istituzioni. Un grazie e speriamo di ritrovarci di nuovo a Verona con i soggetti ancora più addestrati e più rappresentativi. Grazie ancora, una buona serata.